Dunque, questa mattina facevo il solito giro, il Corso del Popolo, i giornali, le solite, diciamo, faccenduole che faccio quasi tutte le mattine e attraversando Calle e Palazzo ho trovato il buon Marco Marchetto Penso, il quale ha iniziato subito a cercare di aggredirmi, mi ha sputato addosso, calci sulla bicicletta, io mi sono fermato alla fine del Corso del Popolo chiamando la polizia perché purtroppo sono al corrente che queste situazioni succedono quasi tutti i giorni. Il ragazzo purtroppo ormai è fatto di droga e al di là del sottoscritto è già stato protagonista di tante altre situazioni. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, invito le persone a fare denuncia perché purtroppo tanti vengono fermati da questo individuo che gli chiede i soldi, gli danno i soldi oppure cercano di scappare via, ma la polizia non fanno nessuna denuncia. Oggi è sabato, ieri è venerdì, al supermercato Vince che c'è in Tombola, è entrato sempre questo Marco Marchetto Penso, ha spaccato una bottiglia di birra, mi dicono che ha picchiato un'altra persona fuori, questo non ho la certezza, ma dentro il supermercato ha fatto queste azioni, me l'hanno confermato i responsabili del supermercato, ho chiesto se avevano formalizzato una denuncia, mi hanno detto non ancora, dobbiamo sentire i superiori, chiedo espressamente che venga fatto, ma non è per un sentimento di vendetta assolutamente. Sto ragazzo avrebbe bisogno di essere aiutato, purtroppo è circondato da soggetti, la città vede in pratica, e la situazione è sempre peggio. In quel contesto io ho avvisato le forze dell'ordine, ho chiamato, c'è stato anche un bel assembramento di persone e poi è arrivata la polizia, era come preso in parte, mi hanno detto che non possono fare nulla. Io so che questo personaggio è in regime di osservazione speciale, quindi non riesco a capire come continui a essere a piede libero, è una cosa veramente... Qualcuno, non dico chi, in quel momento ha detto aspettiamo che ammazzi qualcuno per poterlo mettere in galera. Comunque, detto questo, io ve lo dico da 61enne, a me dispiace molto vedere questa situazione perché questo ragazzo è un ragazzo giovane, sta aspettando un figlio, andrebbe aiutato, la volontà ce la vorrebbe mettere lui, andare su una clinica, andare su come si dice, una comunità, qualcun altro si è salvato e quindi non lo so. Comunque, a parte questa situazione, devo dire che ringrazio di cuore veramente. In quel contesto ci sono stati molti anziani, più di un anziano, due o tre, che si sono fermati per darmi supporto, in pratica per così, in modo io tra l'altro li ho anche invitati ad andare, uno in particolare tra l'altro mi ha anche difeso verbalmente, mentre questo mi insultava, diceva quello che diceva, mi ha fatto specie un poliziotto in borghese che conosco molto bene, è passato, ha visto la situazione, io ho anche fatto un segno, e questo si è girato e è andato dritto. Ecco, ci ho pensato molto prima di pubblicare questa notizia, perché insomma sapete che lo sono sempre stato, sono un difensore delle forze dell'ordine, so i loro disagi, so i problemi che hanno, le difficoltà da affrontare, tutta una serie di cose. Però devo dire questa cosa, di vedere un poliziotto in borghese che conosco molto bene e che passa e vede la situazione con un pazzo scatenato come quello, in preda alla droga, che non si sa cosa può succedere, non dico neanche che lo dovesse ammanettare, però almeno mettersi vicino, anziani che facevano fatica a stare in piedi, lo hanno fatto. Dico solo questo. Ci è stato chiesto di attenzionare i parcheggi dei disabili in quanto alcuni riscontrano che vengono occupati abusivamente da altre vetture prive dell'autorizzazione necessaria.
Non ci sono state fatte segnalazioni a riguardo, anzi siamo stati attaccati da 2 persone per non aver mai, a loro dire, trattato l'argomento disabili, cosa assolutamente fuorviante, in quanto basta guardare sul canale YouTube di Chioggia Azzurra e di video inerenti il tema delle problematiche legate alla disabilità ce ne sono, e non pochi. Uno risalente proprio all'ultimo giovedì in cui facevamo notare come uno stallo del mercato andasse ad impedire a chi ne avesse la necessità di suonare il campanello per farsi aiutare dalle operatrici del nuovo infopoint, vista attualmente l'impossibilità di installare una pedana sollevabile per far accomodare agli uffici chi non può usufruire delle scale. Le foto che stanno scorrendo risalgono tutte a questa mattina. Gli stalli riservati ai disabili erano o liberi o occupati da vetture aventi la necessaria autorizzazione, tranne una. È chiaro che un posto per disabili dovrebbe essere guardato come zona vietata dai conducenti che non hanno questa necessità. Chi necessita del permesso può aver bisogno di spazi per portare fuori dall'auto la carrozzina o perché la stessa persona in carrozzina possa uscire dal furgone attrezzato, ma capita che non si dia il giusto peso alla segnaletica neppure a quella orizzontale. Ci sono conducenti menefreghisti che non badano a dove parcheggiano, non solo sui posti riservati a chi è disabile, ma anche sulle zebre o sui passi carrai, davanti alle porte dei negozi o delle case, dentro le rotonde, sui posti riservati alle 2 ruote. Ci sono i conducenti attenti che non si sognerebbero mai di andare ad occupare un posto riservato a un disabile o a chiunque, capitaneria di porto, vigili del fuoco, carico-scarico, riservati all'albergo o al ristorante. Come far capire al conducente menefreghista che quel cartello e quella segnaletica hanno un significato ben più importante del divieto in se stesso, che è la motivazione del divieto? Avere un occhio di riguardo per una persona che vive continuamente dovendo fare i conti con le difficoltà di muoversi, dovute non solo alla mancanza di strutture adeguate, ma anche all'ignoranza di alcuni a loro pari, sarebbe una dimostrazione di civiltà. Ma non dimentichiamo in tutto ciò chi ha un permesso e lo usa a sproposito, quando il disabile non è a bordo, approfittando di questa agevolazione, passando da vittima a colpevole, fregando il posto a chi in quel dato momento ha più necessità di lui. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Allora, siamo qui alla Baia del Sole, dove devo fare subito una protesta formale. Non c'è, mi hanno detto vieni qui, è pieno di donne in topless, non è vero niente, quindi già cominciamo male sotto questo aspetto. A parte, ovviamente noi ci interessa solo da un motivo professionale, non per guardare le donne, ci mancherebbe altro, su questo non c'è, ormai sono vecchi ricordi. Allora, battute a parte, devo dire la verità, sono molto infastidito perché da ieri c'è un gruppo non meglio identificato che invece di proporre, dire guarda c'è questo problema, come si può fare eccetera eccetera, hanno utilizzato il sistema dello spam e poi addirittura sta girando una foto in cui si vede praticamente un disabile in carrozzella. Nel video dovremmo riuscire a mettervi, si vede un disabile in carrozzella davanti alla spiaggia, praticamente come una chiara accusa verso gli stabilimenti balneari che non danno retta ai disabili. Questo è profondamente sbagliato e non è vero. Allora, il litorale di Sottomarina è la prima spiaggia del Veneto, quella che è più attrezzata, è stata riconosciuta col massimo attrezzatura proprio per l'inclusività. Hanno fatto un sacco di incontri, hanno speso un sacco di soldi. Allora, quella che vedete nell'immagine è la passerella. La passerella, io ho fatto un giro l'altro giorno, gli stabilimenti dove sono passato io ce l'hanno tutti quanti. Quando c'è la persona che ha bisogno e loro la stendono. Tra l'altro loro non la possono stendere oltre la loro concessione, la devono mettere all'interno della concessione, perché fuori dalla concessione ci sono quelli che devono passare, oltre ai mezzi di emergenza, oltre a quelli che passano col carrettino dei gelati, non possono metterla. Ma quando c'è qualche disabile sono attrezzati e gli danno una mano e li portano tranquillamente. Ecco, questa è la cosa. Poi, se qualcuno
per motivi di visibilità sta facendo tutta una serie di storie, per carità, però è una cosa sbagliata nei confronti della nostra città, perché così sembra che gli operatori balneari se ne fregano di questa cosa. Non è assolutamente così, non è assolutamente così. Ma oltretutto, tra l'altro, e l'abbiamo detto nell'intervista che abbiamo fatto qualche giorno fa al Gianni Moretto, presidente di Gebis, di queste cose c'è un problema, se ne parla ovviamente non durante il pieno della stagione, perché durante il pieno della stagione gli operatori sono tutti impegnati ed è tutto difficile, già è difficile fare le cose quando non sei in stagione, che c'è una burocrazia enorme, ma durante la stagione è assolutamente sbagliata, ma si concorda, si coinvolgono le associazioni, questi qua prendono, fanno un comunicato, per carità, ovviamente il Consiglio Comunale vuoi che ti vota contro, è chiaro che ti vota a favore, perché chi è contro i disabili? Nessuno è contro i disabili. Tra l'altro, e chiudo perché è anche troppo lunga, questi signori hanno iniziato criticando il sottoscritto perché non andrei a indagare su quelli che mettono le auto nei posti dei disabili, cosa assolutamente falsa, perché prima di tutto, ripeto, non sono lo sceriffo e ci sono persone di cui non riesci a capire se sono disabili o meno. Io non vado a uno a dire ma sei disabile o meno, ci mancherebbe altro. A qualcuno chiedo se è disabile nel cervello, perché qualcuno di questi ho paura che la disabilità non sia fisica ma mentale. Ma a parte questo, tante volte sono intervenuto a gamba tesa, mi sono preso anche poi parole, non me ne frega niente, da quelli che erano i parenti, perché abbiamo ripreso furgoni, mezzi, persone che mettevano tranquillamente i mezzi sul posto dei disabili e ufficialmente non erano certificati. Qualcuno secondo me è disabile ma non ha la certificazione. Ecco, allora scusate, diciamo, se parlo troppo, se il video è troppo lungo, ma onestamente questa politica di diffamazione, perché questa è una politica di diffamazione nei confronti degli operatori turistici, è sbagliata. C'è un problema, lo si affronta, si sente, si parla, non da uno scalino alla pari, si dice c'è questo problema, come si può fare? Si investe anche la Capitaneria di Porto, perché la Capitaneria di Porto è quella che ha la competenza della parte di 4 metri in pratica. Ecco, tutto questo, scusate, ma veramente certe persone sono incapaci a dialogare. Siamo stati invitati a recarci sulla passeggiata sull'Usenza all'Isola dell'Unione lato sud e dobbiamo dire che la pioggia è veramente amica del verde, lo è meno degli uffici che lo devono manutenere. Il maltempo e la pioggia di questo ultimo periodo si sono fatti valere sul verde della passeggiata, facendo esplodere rigogliosa la siepe ma anche danneggiando irreparabilmente uno degli alberi che affiancano il sentiero. Ora la siepe è talmente fitta che non si riesce neppure a vedere la spazzatura che vi viene gettata dentro, che di solito in quel tratto di passeggiata è ricca e abbondante, ma hanno cominciato a crescere rovi che stanno mostrando rami già molto consistenti e grappoli di more che stanno aspettando di maturare per essere raccolte. Di solito si tratta di vegetazione infestante che cresce rapidamente, forma barriere impenetrabili e che si eradica con difficoltà. Lo apprendiamo da Wikipedia, come apprendiamo che il suo svilupparsi rischia di soffocare la vegetazione arborea che si trova sui suoi spazi. Wikipedia afferma anche che quasi sempre è l'espressione di un degrado boschivo. L'aspetto attuale della passeggiata lascia molto a desiderare, lo dice chi si trova a passeggiare graffiandosi sui rovi o dovendo uscire dalla stessa per evitare l'albero caduto. Immaginiamo che organizzare un intervento di sistemazione di un'area così vasta necessiti di tempistiche e di economie, ma per la sicurezza dei passanti è necessario almeno tagliare i rami sporgenti dei rovi e togliere le piante
state spezzate dal maltempo. Sul lato della passeggiata opposto a questo, Borgo San Giovanni, Ponte Baden-Powell, il marciapiede è invaso dalle chiome dei tamerici, così folte da costringere i pedoni a scendere sulla ciclabile per poter transitare. Il verde è essenziale in qualsiasi città. In questo periodo in cui si dà giustamente tanta importanza al verde, alle alberature, al legame col cambiamento climatico, diventa essenziale averne cura, tenendo in mente che è un beneficio per tutta la comunità, non solo per quella locale. Avere aree volte al verde cittadino arricchisce il benessere della popolazione, quindi ben venga a potenziare le aree destinate al verde, ma nelle ristrettezze economiche attuali i comuni dovrebbero essere aiutati nella gestione dello stesso. Creare parchi, certo, ma quanto costano alla comunità locale? Se ci si chiedesse se i parchi e le aree verdi sono sostenibili economicamente, probabilmente la risposta sarebbe no, non lo sono, ma sono talmente fondamentali per 1000 motivi che dovrebbero essere incrementati. La sostenibilità economica cozza con la sostenibilità ambientale. Un'area maggiore volta al verde, al pari di economie, finisce con l'essere forse un po' più trascurata. Un'area minore sarebbe certamente più curata. Anche qua vale il detto che non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Una scelta va fatta, ma va fatto anche un po' di ordine alla luce della sicurezza. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Nell'incontro tra il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e i sindaci veneti sul tema del trasporto pubblico locale, secondo il consigliere regionale Partito Democratico, vicepresidente in Commissione Trasporti Jonathan Montanariello, Zaia si è presentato come paladino dell'ambiente, promettendo impegni e azioni volte a migliorare la situazione, ma secondo il consigliere i dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a giugno 2022 indicano che la quota di bus più inquinanti Euro 2 ed Euro 3 nel parco mezzi del Veneto è tra le più elevate in Italia, superata solo da regioni come Molise e Basilicata. Nel Veneto circolano circa 300 bus Euro 2 e 900 bus Euro 3, segno che secondo Montanariello la giunta Zaia ha fatto ben poco per migliorare la situazione in termini di impatto ambientale. Il vice capogruppo del PD Veneto sostiene che le promesse e le azioni di maquillage non sono sufficienti se non corrispondono a fatti concreti. Montanariello sottolinea che nonostante le affermazioni del presidente Zaia riguardo la tutela ambientale, la situazione del parco mezzi del Veneto continua a essere tra le più inquinanti del paese. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Azzurra esce oggi nelle sale americane il film di Christopher Nolan Oppenheimer, basato sulle vicende storiche del progetto Manhattan, attraverso gli occhi del direttore del progetto, il fisico Robert Oppenheimer. In Italia uscirà tra un mese, per non andare in competizione con un titolo molto più soft come Barbie, che lascia almeno le vacanze senza pensieri. Ieri invece, a metà tra l'approfondimento e del richiamo alla notizia di cronaca del comunicato CIA che non ci sono segnali che Mosca si stia preparando all'uso di armi nucleari, è stato pubblicato un interessante approfondimento storico sul New York Times, sul Trinity Nuclear Test, il primo test nucleare della storia, del 16 luglio 1945, quasi un anniversario di 78 anni fa, nel New Mexico, il cui fallout ha avuto ricadute su 46 stati, dagli estremi territori del Canada alla punta del Messico. L'altezza del fungo arrivò, oltre ogni previsione, a 70.000 piedi, cioè 21.000 metri, più o meno il doppio della quota di volo di un aereo. Nelle immediate vicinanze la ricaduta degli elementi di fissione fu notevole, anche perché la bomba era al plutonio, come Fat Man, fatta esplodere su Nagasaki, e non semplicemente all'uranio, come quella di Hiroshima, Little Boy.
L'unico che vide ad occhio nudo l'esplosione di Trinity fu l'imprevedibile ed enfant prodige Richard Feynman, forse il più giovane partecipante al progetto Manhattan, che ci offre il suo punto di vista in uno dei suoi più celebri libri, Sta scherzando Mr. Feynman. Smisi di fare la mia tesi e iniziai a camminare su e giù, pensando che i tedeschi avevano Hitler e la possibilità che mettessero a punto una bomba atomica era ovvia, la possibilità che la mettessero a punto prima di noi era terrificante. A questa conclusione accettai di far parte del progetto Manhattan. Forse una considerazione brutale, ma che purtroppo fa i conti con un mondo che non è quello di Barbie e dove c'è ancora chi pensa di essere uno statista facendo sferragliare la sciabola nucleare, mentre è solo un pazzo avventato e profondamente irresponsabile come Hitler.